Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, buonasera a tutti. La sigla conducono Gianluigi e Rossella, ma invece ci sono solo io, oggi Gianluigi, ma però ho chiamato con me nella navicella di Radio Nostra Davide. Ciao Davide. Buonasera. E Roberto. Ciao, buonasera. Che mi accompagneranno, sono i nuovi stagisti del Giro del Mondo in 80 giorni, che mi accompagneranno in questa puntata e anche penso anche alla prossima. Prima di passare al primo ospite mandiamo un brano senza fine. Oggi abbiamo sentito la notizia che ci ha lasciato Gino Paoli, gli facciamo un'offerta, un tributo con Senza fine, cantata dalla nostra Patti. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto io voglio avere. Senza fine, sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine, senza fine, senza fine, senza fine, senza fine. Senza fine, la nostra Patti che ha cantato una canzone di Gino Paoli. Allora, con la nostra mongolfiera viaggiamo subito, andiamo a Milano alla redazione dell'Avvenire e con noi c'è Nicoletta Martinelli. Buonasera Nicoletta. Buonasera. Allora, abbiamo chiamato Nicoletta Martinelli perché in questi giorni l'Avvenire, il quotidiano Avvenire, e nel suo inserto che si chiama
Popotus compie il loro inserto compie 30 anni di pubblicazione. Nicoletta, come mai il significato di questo progetto editoriale e anche il segreto? Perché 30 anni di Popotus, no, è un bel risultato. Sì, è un bel risultato, è una tappa, spero, insomma. E il compleanno è stato ieri perché noi siamo arrivati in edicola il 23 marzo del 1996. Non ci credeva nessuno, eravamo dati per spacciati ancora prima di nascere perché, come potete bene immaginare, un prodotto in bianco e nero su carta da giornale che parlava dell'attualità. Il nostro primo servizio, siccome si avvicinavano le elezioni, era dedicato alla carriera di un candidato, quindi si capiva subito che non ci sarebbero stati fumetti, divi dello sport o del cinema. E siamo sopravvissuti perché la nostra scommessa era che esistessero bambini interessati all'attualità e questi bambini esistevano ed esistono tutt'oggi. E appunto in questi 30 anni abbiamo cresciuto generazioni di lettori, speriamo generazioni di lettori di quotidiani e di bambini interessati alle notizie, a capire come va il mondo, che è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giovedì, spiegare loro appunto come va il mondo. In effetti l'immagine del primo Popotus è tremate, candidati, i bambini sono tornati, no? Appunto si voleva anche portare anche la politica un po' anche ai bambini, fargliela conoscere. Sì, ma non solo la politica, davvero tutto il mondo, perché come puoi immaginare in questi giorni ci sono stati delle retrospettive su quello che abbiamo fatto in questi 30 anni e sfogliando i numeri di Popotus, che oramai sono più di 2800, mi sono accorta che abbiamo raccontato veramente tantissime guerre, purtroppo, anche tantissime cose belle, però non abbiamo taciuto niente, forse abbiamo detto anche troppo, però adesso ho in mente una copertina che ho scelto perché l'immagine era veramente bella e che raccontava dell'omicidio Biagi, quindi il ritorno del terrorismo e appunto le tante guerre e poi c'è la copertina storica dell'11 settembre piuttosto che l'attentato al Bataclan, e insomma argomenti difficili da trattare. In realtà sono sempre stati i bambini a stimolarci a occuparci appunto di questi argomenti perché i loro perché sono tantissimi. E tu prima mi chiedevi qual è il segreto di Popotus. È ed è sempre stato prendere sul serio i bambini. In effetti, Ecco. se vai. A me viene in mente una curiosità, Nicoletta, sentendotti parlare, insomma, hai parlato anche di notizie, non so, che normalmente a me non verrebbe da dare ad un bambino, no? E quindi la curiosità era questa: come fate a scegliere le notizie da dare o da inserire all'interno di Popotus? Allora, intanto noi vediamo che cosa arriva ai bambini, no? Il problema dell'informazione ai bambini non è che i bambini hanno poche notizie, è che sono immersi in un flusso continuo di notizie che però non sanno decifrare perché usano linguaggi che un bambino di 8, 9, 10 anni non è in grado di decifrare. Allora, prima di tutto la televisione, che cosa passa? Ai telegiornali, perché si sa che la televisione è un ospite fisso a tavola, pranzo e cena, di solito si spera qualche telegiornale viene ascoltato, e però, come dicevo prima, i telegiornali usano un linguaggio ansiogeno, no? È il loro lavoro. E quindi che cosa capiscono i bambini? Se c'è l'attentato al Bataclan, oppure se le torri gemelle crollano perché due kamikaze ci si scontrano contro, che cosa capiscono realmente i bambini? La cosa che ci interessa è che nei momenti in cui la paura può prendere il sopravvento, allora spieghi che sì, avere paura è normale, però è anche vero che vince chi la paura la vince, no? Quindi le persone di buona volontà che di fronte alla violenza, di fronte agli atti di terrorismo, di fronte a tutte le cose disumane che l'umanità può fare,
riesce a reagire, no? Quindi avere paura è normale, se tu la paura la chiami col suo nome un po' la disinneschi, e questo è sempre stato il nostro tentativo. A volte molto riuscito, a volte meno. Devo dirti che la cosa più difficile per me è stata scrivere del delitto di Cogne, potete immaginare perché, ma era arrivata la lettera di un bambino. Nei primi anni Popotus ha stimolato tantissimo la corrispondenza con i lettori, tant'è che il numero del giovedì, perché prima uscivamo il giovedì e il sabato, era completamente dedicato alla corrispondenza, e ti dico che le domande a volte sorprendevano anche noi. Però io non voglio darvi l'impressione che noi parliamo solo di brutture, noi raccontiamo anche tutto il positivo che c'è al mondo e tutte quelle storie dove veramente la realtà supera la fantasia, insomma, le cose curiose, le cose allegre, poi appunto c'è il brutto, ma per fortuna c'è anche il bello. E quanto è Nicoletta, difficile non banalizzare invece? Adesso ci hai raccontato delle notizie, no? Però quanto è Ah, difficile ecco. non scadere. Insomma, sai, i nostri pezzi prima erano la metà di un pezzo normale che esce sul quotidiano, adesso sono un terzo perché dal 2022 abbiamo adottato una grafica ad alta leggibilità per facilitare la lettura dei bambini, appunto con i bambini dislessici o quelli con problemi con i primi approcci alla lettura, per esempio gli stranieri che non sanno bene l'italiano. Quindi tu capisci che in 900 battute al più 1000 devi andare al cuore della questione, no? Quindi per forza non puoi essere banale, perché se vai dritto al cuore scrivi il miglior pezzo che tu avresti potuto scrivere anche per un adulto. Nicoletta, scusa una domanda. I bambini, quando gli fai vedere la paura, i lettori gemelli, il Bataclan e via di seguito, come la vivono la paura? Come la esprimono la paura? E quando invece c'è la gioia, non vorrei banalizzare, ma la gioia, qualcosa di positivo, come lo esprimono oltre a sorridere, come lo esprimono a parole? Ma guarda, molto sinceramente, perché poi loro hanno molti meno filtri di noi, no? E quindi anche le loro domande certe volte sono, come dire, affilatissime, no, non ti danno scampo, perché non ti lasciano una scappatoia, no? Quella lì è la domanda precisa, loro vanno al nocciolo della questione. Allora, vi racconto il nostro primo e grande errore. Allora, mi pare che fosse il 1997, non so se ve lo ricordate, c'è stato quell'incidente del pendolino Sì. dove sono morte forse sono morte 2 persone, comunque era un treno che trasportava molti pendolari e noi abbiamo dato la notizia nuda e cruda, abbiamo dato l'incidente, i morti. E nel giro di qualche giorno arriva la lettera del bambino che dice: "Mio papà prende tutti i giorni pendolino", e tu gli dici: "Aiuto", no? Quindi lì abbiamo imparato cosa bisogna fare, cioè la notizia data così, con soprattutto una fatalità, no? Quella era una fatalità, non ha spiegazione, è capitato. Non andava data. Abbiamo fatto una copertina del giornale subito rispondendo al bambino e spiegandogli che la normalità non fa notizia, per cui nessun quotidiano scriverà: "Oggi tutti i papà sono arrivati al lavoro sani e salvi, oggi tutte le mamme sono lì che stanno facendo quello che compete loro e non sono morte su un pendolino", insomma, perché appunto questa è la normalità. Quello che la eccede diventa una notizia, ma lì abbiamo veramente imparato che per raccontare una cosa molto brutta devi sempre partire da un dato di speranza, che attenzione non è ipocrisia, però è dare al bambino quello che il bambino può sopportare, perché comunque bisogna ricordarsi che la loro ha una sensibilità acerba, per cui non puoi dire tutto, non puoi dire tutto con le parole che useresti per un adulto. Quindi abbiamo imparato a partire da un dato positivo, comunque di speranza. Ti faccio un esempio: nel terremoto, magari parli del terremoto raccontando della vittima che si è salvata dopo giorni o con un salvataggio rocambolesco, perché lì appunto la dai lo stesso la notizia, però non è una notizia che ti chiude nel vicolo cieco della disperazione, insomma.
C'è invece qualche notizia che al contrario senti di non aver dato abbastanza o qualcosa di cui vorresti aver parlato di più o di cui magari parlerete di più in futuro? Ma guarda, in realtà no, perché devo dirti che abbiamo veramente, parlato di tutto. Poi la cosa che adesso è difficile da affrontare sono i femminicidi, specie quei femminicidi dove il papà uccide la mamma, no, Mh. e quella cosa lì, non si sa mai da che parte prenderla, perché comunque purtroppo sono così frequenti, e sempre così efferati che, ti lasciano un po' disarmato, non so come dirti, e non hai le parole per raccontarla questa cosa. Poi la raccontiamo lo stesso, lì partire da un dato di speranza è molto difficile, però ecco ci proviamo, magari partendo dal racconto di iniziative che vengono messe in campo per evitare che la violenza di un uomo su una donna arrivi fino a quel punto, ed in effetti ci sono. Quello che succede nelle scuole, perché le scuole sono molto attente a questo tema e quindi fanno educazione in questo senso. Devo dire che gli insegnanti sono dei nostri alleati preziosissimi, perché Popotus viene ogni giovedì, ha una diffusione di circa un po' meno di 50.000 copie in molte scuole italiane. Anche gli insegnanti sono fondamentali, ecco, nell'aiutarci nel nostro lavoro. Ma tu, Nicoletta, tu trovi che gli insegnanti sicuramente saranno bravissimi, manca qualcosa agli insegnanti rispetto a quello che volevano insegnare realmente ai bambini? Ma no, secondo me no. A volte sono poco attrezzati proprio per affrontare temi del genere, un po' perché non sanno se è una loro competenza, non vogliono sottrarre delle possibilità alle famiglie, insomma entrano un po' in punta di piedi in argomenti che, come tu puoi immaginare, sono comunque delicati, no, e quindi, è vero che, portare in classe il giornale e affrontare un argomento attraverso il giornale facilita anche loro, no, perché appunto leggono insieme, poi discutono, sentono che cosa dicono i bambini e anche gli insegnanti ci stimolano ad affrontare alcuni temi. Purtroppo in questi anni, le guerre si sono moltiplicate e uno dei temi è proprio quello della guerra, specie quella ucraina, perché nelle classi ci sono tanti bambini che sono ucraini, ma che sono anche russi e quindi, lì diventa il problema Come la raddoppia, vivono? diciamo così. Come la vivono questa contrapposizione tra ucraini e russi in Ma classe? nei bambini in realtà poi non Cioè, c'è, perché i bambini sono molto, molto più avanti. ospitali di noi e poi soprattutto sono abituati a vivere nella diversità e quindi a loro proprio non gliene, come dire, non gliene può fregare di meno, se mi consentite il termine. Certo. Ecco, io sempre sui bambini avevo una domanda. A me è capitato la scorsa settimana, e capita circa una volta all'anno, di andare in qualche scuola primaria per parlare, io faccio anche l'apicoltore nel tempo libero, quindi per parlare di api ai bambini. E una delle cose che noto un po' di più ultimamente è la sensibilità da un lato e la fragilità dall'altro, no? In 30 anni di Popotus, tu hai notato dei cambiamenti nei bambini? Cioè è vero che le nuove generazioni sono più sensibili e quindi anche un po' più fragili, forse? Anche perché, Ma scusa, sì, mi sì. allaccio un attimino a questo discorso, perché anche in 30 anni è cambiata anche la comunicazione, no? Dal cartaceo con i social, con le varie attività che ci sono adesso. E come no, sì, i bambini sono cambiati. Scusate un secondo. Sì. Beh, sono i I 30 anni. bambini sì, sono cambiati. Devo dire che i bambini che hanno cominciato a leggere Popotos hanno attraversato dei cambiamenti abbastanza epocali, perché se pensate soltanto al passaggio dalla lira all'euro, loro se lo sono beccati, erano bambini che avevano ancora gli insegnanti che fumavano in classe, perché quindi hanno, come dire,
a ciascuno di loro è stato assegnato un cattivo maestro, no? Che prima era la televisione, poi sono diventati i videogiochi, poi sono diventati i computer, adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. Allora, naturalmente Avvenire ospita le scolaresche in maniera sistematica, sono i bambini che leggono Popotus e che poi vogliono venire a conoscerci. E io ho visto il cambiamento, no? Mentre prima dovevi spiegare, insomma, spiegavi le notizie, adesso devi proprio spiegare ai bambini che cos'è una notizia. Cioè, sì che tutte le notizie sono un fatto, ma non tutti i fatti diventano notizia. Ma soprattutto adesso con l'irrompere nella comunicazione delle fake news, dei deepfake, diventa un pasticcio incredibile, perché devi insegnare ai bambini a dubitare, però capisci che è un brutto mondo quello che devi dubitare di tutto quello che ti viene propinato, no? Per cui, certo, io faccio vedere come l'intelligenza artificiale modifica, come si può ancora prenderla in castagna, ma ancora per poco, perché si sta perfezionando, no? E quindi poi i bambini restano un po', come dire, sbalestrati, no? Lo vedi nei loro occhi, perché e dalle domande che fanno. Quando tu gli fai vedere le deepfake e gli dimostri che è una fotografia falsa, la prima domanda è: ma allora io come faccio a sapere quando la fotografia è vera? E tu che cosa gli rispondi? No? E quindi è diventato sempre più difficile, sempre più difficile. In più, adesso ti dico una cosa che mi ha detto questa bambina, dico: ma voi dove vi informate, no? Chiedo sempre quanti di loro hanno il telefonino, quanti hanno il tablet. E questa bambina mi dice: ah sì, io per esempio vado mi ha detto anche il nome, guardo questa influencer perché lei mi dice tutte le notizie sullo skincare, dice questa bambina, e io dico: ma vedi, quella lì non è una notizia, quella lì è un'informazione, no? E certo, è comodo sapere se la crema ti fa bene al viso oppure se è farlocca, però quella lì non è una notizia, no? Quello lì è un creatore di contenuti, quella donna non è, quella influencer non è un giornalista, no? Sta facendo un altro lavoro e quindi la confusione regna sovrana. Però Chiaro. non è un problema dei bambini, è un problema anche degli adulti che confondono i content creator con i giornalisti, no? Questi qui mettono le notizie a seconda dei like che ci vedono sopra, ma vengono poi paragonati, le persone pensano che siano professionisti dell'informazione, così non è, quindi è un pasticcio. Chiaro, penso che tra informazione e disinformazione sia difficile anche all'interno del mondo degli adulti. Posso solo immaginare come può essere spiegare la differenza ai bambini, immagino sia molto, molto complicato, no? Sì, noi ci proviamo. Naturalmente la redazione di Popotus è formata da tutti i giornalisti di Avvenire, ciascuno poi scrive per la sua competenza e quindi ovviamente le competenze sono tante e da questo punto di vista siamo fortunati, perché davvero ad Avvenire ci sono fior di professionisti, non influencer o creatori di contenuti inventati, ecco. No, poi devo dire anche che sull'Avvenire avete una informazione per l'estero, no? Per quanto riguarda la politica e anche le attività estere che, insomma, no, tanto di cappello, insomma, no? Cioè, Ma sai, gli stessi inviati che raccontano la guerra agli adulti la raccontano anche ai bambini di Popotus, cambiano la sintassi, cambiano qualche parola, ma questo è. Ascolta, ti faccio l'ultima domanda prima di chiudere, perché vedo che abbiamo gli altri ospiti che si stanno agganciando. E in questi 30 anni qualche bambino è diventato giornalista, se sai? No, giornalista no, so che uno è diventato un personaggio famoso perché ci leggeva Rocco Hunt, quindi adesso ci fa leggere a suo figlio. Giornalisti non lo so, francamente. Spero di sì. Va bene, Nicoletta, grazie mille, è stato interessante sapere il Popotus, la redazione di Popotus, come avviene, come crea il giornale e insomma altri 30 anni allora a questo punto. Grazie per l'ospitalità. Grazie mille. Ciao. Ciao, Ciao. grazie. Grazie.
fingere. Arrivederci, per una volta ancora è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per gioco ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci. Arrivederci, questo sarà l'addio, ma non pensiamoci. Con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dirci arrivederci. Arrivederci, Patti Scamperla qui a Radio Nostra, e a Radio Nostra ritorna, restiamo sempre in Lombardia, Andrea Cegna che ci parlerà. Ciao Andrea. Aspetta, il microfono ve l'ho spento, ecco qua, vi ho acceso il microfono, ecco qua, adesso puoi salutare. Un saluto a tutti e a tutti. Allora, perché abbiamo chiamato Andrea? Perché lui è un esperto di politica, diciamo, americana, del Sud America, America centrale, e in questo periodo c'è il problema a Cuba che non è tanto messa bene, no? Raccontaci un attimino, Andrea, la situazione di Cuba. La situazione di Cuba è una situazione molto complessa
che va avanti da tanti anni. È complessa perché c'è, come tutti sanno, credo, un attacco economico, sociale, civile e politico che gli Stati Uniti d'America fanno all'isola da ormai oltre 60 anni, no? Quello che viene chiamato blocccheo. Il blocccheo è una questione complessa da affrontare, perché diciamo che sono delle norme di limitazione del commercio con l'isola di Cuba, che però ha avuto più o meno ampiezza e profondità in base alle presidenze che si sono succedute negli Stati Uniti d'America. Che cosa voglio dire? In alcuni momenti era più flebile, in alcuni momenti più forti. Diciamo che Trump è tra quelli che lo interpreta nella sua maniera più dura, tant'è che in questo momento ha sommato alla pratica del blocccheo quello del ricatto e della minaccia di dazi a tutte le imprese o paesi che vendevano il petrolio a Cuba. Quindi intanto c'è questa dimensione. Dall'altra parte c'è un'economia, quella cubana, molto fragile, che per anni si è basata sull'essere parte del mondo socialista, no? Attorno agli anni 70 si è avvicinata all'Unione Sovietica. Questo avvicinamento ha fatto sì che che l'economia cubana si è basata sulla produzione della canna da zucchero e del tabacco, che venivano super pagati, soprattutto la canna da zucchero, dall'Unione Sovietica. Di fatto la gran parte dello zucchero che arrivava in Unione Sovietica e in tutti i paesi socialisti veniva prodotto a Cuba. Però il resto dell'economia, diciamo, produttiva è stata demolita in questo senso. Con la crisi dell'Unione Sovietica nell'89, la sua fine, è iniziato quello che passa alla storia come il periodo speciale. Dopo arriva il supporto soprattutto venezuelano e le cose un pochettino si ristabiliscono. Ma questo che cosa ha comportato? Che nel ristabilire questo tipo di equilibrio non si è andati in profondità sulle riforme necessarie per rilanciare l'economia cubana, che di fatto è un'economia tuttora dipendente, come non solo quella cubana, come tante dagli idrocarburi, sia nella produzione di energia che in quella dello spostamento dei veicoli, no? Di fatto. Quindi che cosa succede? Che dopo il Covid inizia una nuova crisi a Cuba, che è quella del turismo, che nel 2025 ha visto l'anno con meno turisti nella storia di Cuba da quando se ne registrano i numeri, 1.800.000 turisti, il numero più basso della storia. E questo si è dato per tre cose. Da un lato una narrativa che parte, no, di quell'attacco che stavo dicendo prima, che gli Stati Uniti fanno all'isola, questa narrativa per cui sull'isola mancava il cibo. L'avrete sentito, no? Tutti, no? Nel 2001-2022 questa cosa. Non è vero che a Cuba manca il cibo. Diciamo che le difficoltà dell'economia cubana, che sta sempre più diventando un'economia mista, con uno Stato socialista, però con l'apertura al libero mercato, sta facendo sì che dentro alle botteghe dove prima le persone di Cuba potevano accedere col sistema della libreta al cibo per la sussistenza, non si trovi quasi più nulla e si deve ricorrere al libero mercato. Il fatto è che il libero mercato è insostenibile per chi lavora nel pubblico, perché, non so, un dottore guadagna 7.000 pesos al mese, che sono poco più di 12 euro, no? Se una persona affitta una stanza con le case particolari, per una notte non prende meno di 10.000 pesos, che sono 20 euro al giorno. Però capite che c'è uno squilibrio pazzesco. Quindi sull'isola si trova tutto. Cioè, io adesso sono appena tornato il 4 febbraio per l'ennesima volta che andavo a Cuba, e negli anni anzi ho visto arrivare più cose. Per esempio, per dire una cosa, a Cuba arriva il limoncello di importazione italiano, cioè arrivano queste cose qui. Il problema è che te lo devi poter permettere, no? Voglio dire, non tutti se lo possono permettere. Quindi da un lato c'è stata questa narrativa
dell'assenza di cibo. Dall'altra c'è stata una serie di epidemie, non solamente quella diciamo da Covid, ma poi c'è stato il dengue, poi c'è stata la chikungunya, poi ci sono state un'altra serie di epidemie e in ultimo le minacce di Trump. Questa triade di questioni ha fatto crollare il turismo sull'isola insieme al Covid, no? E al post-Covid. E questo ha dato un po' il colpo di grazia alla flebile economia cubana. E qui arriva Trump, che conoscendo molto bene la situazione dell'isola, perché diciamo che per vicinanza e per attenzione gli Stati Uniti su Cuba hanno sempre avuto una grande conoscenza dell'isola, che arriva con l'attacco finale. Questo blocco terminale di petrolio sta mettendo in ginocchio l'isola, perché che un'isola che con strutture energetiche sempre più vecchie, con carenza di petrolio, di fatto in questo momento non riesce a produrre l'energia elettrica necessaria alla sopravvivenza della vita e neanche avere il carburante per far spostare i mezzi. Quindi anche tutti gli aiuti umanitari che stanno arrivando e che arriveranno nei porti cubani in questo momento non sanno come muoversi. Quindi è un attacco molto, diciamo, mirato quello che Trump sta facendo, ma è un attacco anche criminale, perché sta mettendo in ginocchio e rendendo impossibile la vita per milioni di persone, cioè ledendo diritti umani e fondamentali basici, no? E in tutto questo, e poi mi fermo, scusate per la lunghezza, quello che vediamo è che non c'è quello che Trump sperava, ovvero una sollevazione di popolo che metteva in discussione il governo rivoluzionario, perché a Cuba, chi è rimasto a Cuba, perché è vero che c'è stata una grande migrazione per tanti motivi, sia economica, ma anche di chi non ama il sistema rivoluzionario, quel che rimane del sistema rivoluzionario, chi è rimasto a Cuba, per quanto critico con questo governo, non vede neanche come soluzione l'arrivo neoimperiale degli Stati Uniti d'America. Vogliono sull'isola un cambio, è palese questa cosa, io l'ho registrato negli ultimi 2 anni con un'intensità crescente, ma vogliono un cambio interno all'isola, non vogliono che arriva un bianco occidentale a dire ai cubani e alle cubane che cosa deve essere il futuro di Cuba. Quindi, scusa se quindi tu dici che il blocco finale che vuol fare, il criminale che vuol fare Trump, l'intenzione è di far saltare il sistema cubano, in sostanza, vogliono arrivare alla fine del sistema cubano. Le persone a Cuba, i cittadini, il popolo cubano, questo come lo vive? Lo vive male, ma allo stesso tempo, io lo dico con molta sofferenza, perché io sono cresciuto nel mito della rivoluzione cubana e per me Fidel Castro Ruz è, come dice il subcomandante Marcos, il Maradona della politica, cioè nel senso il più grande politico che il mondo occidentale del Novecento abbia visto. Il tema è che al netto di queste cose non c'è più un portato di massa a supporto del sistema rivoluzionario, ma perché non sta più funzionando, sia e soprattutto per questo attacco statunitense e perché Cuba è sempre diventata più sola, sia perché se Fidel ha avuto negli anni, con torto o a ragione, la capacità di dare delle soluzioni, essere presente e quindi avere un popolo, una popolazione che continuava a vedere in lui un riferimento, chi di critica, chi di amore, in questo momento su Diaz-Canel e sui vertici cubani non c'è nessun tipo di sentimento che non so, a Cuba non trovi scritte che coprono la faccia di Che Guevara o di Camilo Cienfuegos, ma trovi un sacco di scritte e di meme contro il governo attuale, nel senso non c'è nessun rispetto, se non c'è più un portato emotivo che ti dice che grande è stata la rivoluzione, però c'è il rispetto di quella storia. Invece non c'è nessun rispetto per chi è al potere ora, e anche
per dire, una delle cose che ha innervosito moltissimo il popolo cubano è stata che appunto per mesi Diaz-Canel ha negato che ci fosse un dialogo con gli Stati Uniti d'America. Quando poi l'ha detto, la gente ha detto: ma voi ci vuoi prendere per il culo? Cioè, nel senso, ho detto proprio chiaramente, cioè, ma di le cose come stanno. E poi com'è possibile che a trattare con gli Stati Uniti è il nipote prediletto di Raúl Castro, di un 95enne? Nel senso, è chiaro che Diaz-Canel a tutti è un manichino e che chi tira le file è nuovamente, insomma... Ti faccio l'ultima domanda e poi lascio lo spazio a Davide che ne ha altre da fare. Su questa, la forza di Cuba è sempre stata la sanità, le brigate che andavano in giro per il mondo, la sanità, la scolarizzazione, la morte infantile a livelli occidentali. Questo sta subendo cambiamenti oppure resistono? Detto questo, e la solidarietà verso i paesi dell'America Latina, perché ha sempre esportato medici, Cuba ne abbiamo anche in Italia. Detto questo, 2 errori che possono aver fatto i dirigenti cubani e la democrazia cubana, che comunque non è la nostra democrazia, ma comunque non si può parlare di dittatura, dove può evolversi? Allora, ti rispondo così. Tristemente anche il sistema sanitario e educativo è in crisi, perché ovviamente avendo meno soldi sappiamo che una istruzione universale, una salute universale come quella cubana si è basata su una scelta politica molto importante di investire in perdita perché avevi una popolazione colta e che si curava. E questo è in crisi. Questa è una delle cose che lamentano tutti, dicono: guarda, cioè non c'è più neanche quello che è sempre stato il nostro fiore all'occhiello, e quindi è una dimensione della crisi. Ma appunto le persone di Cuba sono spaventate sapendo come funziona negli Stati Uniti, dicono: non è che noi vogliamo ritrovarci che poi se non c'è i soldi qua non vieni curato, cioè noi vogliamo cioè in qualche maniera a Cuba vogliono preservare le unicità che la rivoluzione ha generato, però andando oltre. 2 errori. Allora, il primo è quello di non aver ripensato a un sistema industriale produttivo post Unione Sovietica, nel senso che pensare tuttora che Cuba, il 90% di quello che la popolazione cubana mangia viene importato è una follia, invece che aver sviluppato quindi intanto una produzione primaria agricola di livello. E uguale su quello energetico, come ti dicevo prima, cioè l'inversione ai pannelli solari e altre cose si sarebbe dovuta fare molto prima per emanciparsi, perché il sole non te lo possono togliere, e Russia, Cina e altri paesi, diciamo, più solidali non avrebbero avuto problemi già prima a venderti i pannelli. Quindi questo il primo. Il secondo è quello di non aver avuto il coraggio di costruire una società civile critica, cioè tutto si consumava dentro le maglie del partito. Ciò che era anche a sinistra del partito veniva visto come critico, problematico e quindi troppo spesso represso o considerato filo occidentale o statunitense, quindi obbligando le persone a scappare o spesso, ahimè, a essere represse. Ricordiamo la protesta del 2023, quando le persone che protestavano per il pane sono state prima menate, poi accusate di terrorismo, e lì il tema è stato che gli Stati Uniti hanno provato a infiltrarle. Quando la gente si è sentita usata dagli statunitensi si sono fermate le proteste, cioè non è stata la repressione del governo, è stato quando la gente si è sentita usata. Invece il governo ha detto no, queste sono mosse da Miami. Quindi diciamo che in generale quelli sono stati i 2 grossi errori storici che si pagano anche oggi, tant'è che appunto Diaz-Canel è un burocrate, non c'è più genio politico, perché non c'è né dentro le maglie del partito né in quella dialettica e dinamica che conosciamo bene, che è fatta dai corpi sociali e i cosiddetti intermedi, che sono fondamentali per lo sviluppo anche di una dinamica critica e di dibattito dentro un tessuto rivoluzionario, e invece questo è stato totalmente negato. E questi secondo me sono i 2 più grossi errori storici che mi viene da fare. L'altra cos'è che mi avevi detto? Scusa, che c'era anche lì di Come può evolversi il sistema
secondo me in questo momento, ahimè, a Cuba servono soldi, detto proprio chiaramente, perché in questo momento, non essendoci, non è un paese fallito, perché se fosse un paese fallito sarebbe fermo, non ci sarebbe più nulla, invece non è vero, comunque anche quei blackout sta continuando a funzionare, però ovviamente è in grossissima difficoltà. Visto che non ci sono governi progressisti coraggiosi che hanno il coraggio di finanziare Cuba, in questo momento la prima cosa è che cosa si può fare per generare un sistema, cioè per muovere le economie necessarie a riformare appunto le basi economiche di Cuba, quindi un'emancipazione energetica e un ripensamento dell'industria produttiva, detto proprio chiaramente. Il tema è molto delicato perché a oggi è difficile pensarlo dentro uno stampo socialista, anche perché ormai si sono create delle divergenze talmente enormi dentro la società, sono quelle che dicevo prima, no? Di stipendio, ma io non avevo mai visto a Cuba così tante macchinone nuovissime di ultima generazione girare per l'isola, e trovi la gente che ti chiede le magliette perché non arrivano le magliette alle bottegas, e gente che gira con i SUV da 150.000 euro, no? Voglio dire, si è creata questa cosa qua, quindi in qualche maniera oggi servirebbe coinvolgere i giovani e le giovani che sono rimaste a Cuba e che non sono andate, che non se ne sono andate, capire con loro qual è l'assetto del futuro che si vogliono dare, cioè che può anche essere il superamento del socialismo, ma di fatto tristemente il socialismo è già stato superato in questo momento a Cuba, per quella cosa che dicevo prima, perché non può esistere un socialismo con delle divergenze di capacità di reddito così tanto ampie, perché il socialismo si basa sul fatto che mediamente tutti abbiano le stesse cose. Perfetto. Ecco, una cosa di cui leggiamo spesso è la frequenza dei blackout, e volevo tornare su questo punto che hai citato anche più volte. Cosa sta causando il collasso del sistema elettrico cubano? Da una parte l'assenza di petrolio, 3 mesi che non arrivano barili di petrolio. Dall'altro un sistema elettrico molto vecchio che continua ad avere guasti. E quindi una volta il guasto, una volta è l'assenza di petrolio, una volta è il guasto e l'assenza di petrolio, una volta è quella cosa lì, sta diventando insostenibile. Oggi un amico mi scriveva che a L'Avana è mancata la corrente per 23 ore di fila. L'altra, quando ero io giù a Remedios, un posto dove siamo stati, in 3 giorni abbiamo avuto corrente 6 ore, in 3 giorni. Capite bene che questo non è solamente, questo blocca le comunicazioni, la possibilità di caricare i telefonini, di avere informazioni, ma anche pensate Non è che per gli ospedali. Vuol dire che non puoi congelare niente, vuol dire che non puoi conservare in frigorifero niente, cioè è una cosa in più, non solamente le singole persone, ma anche appunto i negozi e tutto. Vero è che in questa situazione, anche che stavo dicendo, di crescita dello squilibrio, ormai tantissima gente, tantissime piccole imprese si sono costruite il loro sistema energetico autonomo con i pannelli solari. Quindi c'erano tantissime zone dove io sono stato e tantissime zone tuttora che c'è il blackout attorno, ma le case di chi lavora col turismo o che chi si è arricchito in qualche maniera ha i pannelli solari con cui fa andare quantomeno il minimo, perché ovviamente pannelli solari e batterie non hanno la forza per far andare, che ne so, i condizionatori, per far andare i freezer, però o il boiler per l'acqua calda, però hai la luce, puoi ricaricare il telefono, eccetera, eccetera. Il tema è che, per esempio, i blackout si portano dietro quasi sempre anche il crollo della linea internet e della linea telefonica, perché i ripetitori poi sono pubblici e lì la corrente non c'è. Va bene. Vai già. No, andavo alla conclusione, ma se hai qualcos'altro da dire, Davide.
No, ecco, volevo tornare prima della conclusione magari su le dichiarazioni di Washington, no? In questa situazione qua di crisi umanitaria si sono inserite delle parole durissime, no? Quelle di prendere Cuba o di un possibile friendly takeover, cioè come viene vissuto dalla popolazione da un lato la crisi umanitaria, dall'altra diciamo queste minacce così impellenti. C'è un odio molto forte e generalizzato nei confronti di Trump, ma come ti dicevo prima, la gente è talmente stanca dalla situazione che ormai negli ultimi 10 anni è peggiorata giorno dopo giorno, che vogliono un cambiamento. Quindi a me è capitato di gente, un ragazzo che mi ha tatuato, dice no, non serve Trump da noi, figurati, da noi servirebbe un Bukele, uno che mette ordine e disciplina la società, perché da noi non ci siamo. C'è un discorso ormai talmente di malessere cioè, che io ho visto, e lo dico chiaramente, non mi ricordo in che città, Cienfuegos credo, una macchina girare con le bandierine statunitensi sul cofano. Cioè, mediamente c'è un odio generalizzato verso Trump e gli Stati Uniti, perché dicono comunque è quello che non ci sta facendo mangiare, per dirlo in maniera semplice. Però alla fine c'è talmente tanto stanchezza che la gente dice che ci sia un cambio, anche qualunque cambio sia, vediamo se funziona. Tanto non ci hanno conquistato in 70 anni, non è che ci facciamo conquistare adesso, per dirti, no? Quindi è anche molto confusa questa cosa qui, e non esiste un discorso unico, ovviamente. Esistono tanti discorsi, probabilmente ognuno dei 9 milioni di abitanti di Cuba ti potrebbe dire una cosa quasi diversa. Bene, Andrea, grazie mille per queste informazioni che ci dai su Cuba. Ricordo che Andrea c'ha un blog, lo trovate il link sotto sulle informazioni di questa pagina su YouTube. Cliccate e andate a leggere. Lui è Mi molto. permetti solo di dire Sì, una certo. cosa? Comunque, cioè, secondo me in questo momento, a prescindere dagli errori del governo cubano e da quello che uno può pensare del governo cubano, questa cosa che sta facendo Trump è davvero una cosa di una criminalità pari a una Certo. guerra. L'11 aprile ci sarà un corteo nazionale a Roma per chiedere proprio la fine del bloqueo, e io credo che questo è un discorso di minima dignità che bisognerebbe pretendere che i governi di tutto il mondo agitassero e rifiutassero, perché uno può anche non piacergli un governo, ma questo non vuol dire che lo devi mettere alla fame estremare, no? E quindi, scusate, però ci tenevo a dire questa cosa certo. qui, perché a prescindere da tutto io credo che sia un momento molto importante, e in generale dentro anche le critiche che si possono fare, come ho fatto io giustamente anche a Cuba, non dimenticare che un conto è la critica, un conto è anche il desiderio che le cose possano cambiare, un conto è affamare e avere delle politiche criminali e genocide come quelle che sta agitando Trump. Ok, grazie mille Andrea, ci risentiremo magari in aprile per questa manifestazione. Quando volete. Un saluto, buonanotte. Ciao Andrea, Ciao. Grazie. There was a boy, a very strange and candid boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Little shy and sad of eye, but very wise was he. And
one day, one magic day passed my way, and as we spoke of many things, rules and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Questo è il pianoforte di Luciano Buosi che avremo poi in collegamento. Torniamo dalle nostre parti, Davide e Roberto con la mongolfiera. Con noi nel cestello di Radio Nostra è risalita Orietta Vanin. Ben ritornata Orietta. Buonasera, grazie a te, grazie a tutti voi per questa opportunità. Spero mi sentiate bene. Sì, ti sentiamo bene. Allora abbiamo chiamato Orietta perché venerdì prossimo a Padova, al Palazzo Moroni, c'è il 21esimo congresso delle madri strappate. Ne avevamo parlato anche lo scorso anno, ma raccontaci nuovamente, Orietta, chi sono le madri strappate e un po' il congresso come si svolgerà. Allora, riprendiamo un discorso che avevamo già iniziato per raccontarvi chi sono queste signore, queste mamme che hanno subito purtroppo nella loro vita vicende molto dolorose. Sono madri alle quali per un accanimento, possiamo dire proprio in questi termini, da parte delle istituzioni, si sono viste portare via i propri bambini e bambine a seguito di sentenze che, facendo riferimento alla legge 54 del 2006 sulla bigenitorialità, vedono appunto molte volte, addirittura con il prelievo coatto da parte delle forze di polizia, prelevare i bambini, le bambine di qualsiasi età per essere portati o in strutture, case famiglia o addirittura collocati presso il genitore maltrattante. Perché questa attenzione da parte mia, da parte anche della Commissione Femminicidi della scorsa legislatura e di questa legislatura? Perché ciò che è stato verificato è che in prevalenza tutte queste mamme hanno un vissuto che le accomuna ed è una denuncia per violenza. Siccome il percorso che queste denunce fanno è parallelo, possiamo dire, a quello che riguarda invece l'affido dei bambini, perché sono due tribunali diversi, uno penale e l'altro no, civile, il percorso fa sì che non procedano di pari passo e non si parlino. Quindi
ciò che ha verificato la Commissione Femminicidi nella scorsa legislatura e che stiamo verificando ancora oggi è che la maggioranza di queste denunce per violenza vengono archiviate e di conseguenza nel percorso del procedimento invece per l'affido dei figli, purtroppo i giudici si avvalgono di CTU e proprio sul ruolo del CTU, cioè del consulente tecnico d'ufficio, sarà il focus del convegno che si terrà a Padova il giorno 26. Spero di essere 27? stata chiara. 27? Sì, scusa, il giorno 27, venerdì 27, sì, ho sbagliato io, il giorno 27. Ci saranno delle testimonianze, ci saranno dei collegamenti con delle colleghe parlamentari, ci saranno delle specialiste, delle avvocate, delle psicologhe, perché appunto la situazione anche in Veneto purtroppo è molto preoccupante. Stiamo verificando ancora una volta che molte mamme di Treviso, Venezia, Vicenza e non solo hanno vissuto e stanno vivendo questa tragedia. A seguito appunto di relazioni che vengono presentate dai CTU, dai consulenti tecnici d'ufficio, ai giudici, i quali valendosi proprio delle considerazioni che sono scritte da questi tecnici, emettono delle sentenze che tutto sommato invece dovrebbero essere approfondite e comunque io credo che il principio che i bambini non vadano mai allontanati dal genitore accudente dovrebbe essere il punto di partenza per ogni azione nei confronti dei minori, cosa tra l'altro ribadita dalla Convenzione di Istanbul. Voi sapete che la Convenzione di Istanbul è stata sottoscritta anche dall'Italia, il nostro paese, e che quindi dovrebbe l'attenzione di ogni procedimento che riguarda un minore dovrebbe essere la salute, la libertà, la tutela del minore stesso e non purtroppo, come spesso accade, quando vediamo nelle cause di separazione i bambini essere trattati come elemento di vendetta nei confronti di un genitore rispetto all'altro. E tra l'altro in questo 21esimo congresso che si terrà appunto a Padova ci saranno testimonianze che ci racconteranno le esperienze di queste madri, io le chiamo madri coraggio, che continuano a fare ricorsi, continuano a chiedere appelli, non avendo di fatto nessun sostegno anche economico, perché molte volte queste mamme sono costrette ad abbandonare la casa, ad andarsene proprio perché in situazioni di pericolo. È vero che c'è la possibilità di avere un piccolo sostegno, ma è talmente piccolo, dura talmente poco, non permette un'autonomia e una libertà economica, mentre invece quando si intraprende un percorso in questo senso i costi sono molto rilevanti. Quindi bisogna assolutamente che si parli di questo fenomeno e soprattutto si faccia chiarezza sul ruolo dei CTU, ma anche dei servizi sociali. Io vorrei portare l'attenzione anche sulla vicenda che in questo periodo è al centro delle discussioni, i bambini Tiene bosco. banco, sì. Esatto, ma è molto diversa la situazione rispetto a quella delle madri strappate, è molto diversa, perché in questo caso il confronto non regge, perché noi ci stiamo concentrando invece su casi dove appunto c'è stata una denuncia per violenza da parte di una madre, il ricorso appunto ai servizi sociali e poi dai servizi sociali parte con una relazione che viene inviata ai giudici che poi a sua volta chiederà la consulenza al consulente tecnico d'ufficio, eccetera, eccetera, per arrivare ad una sentenza che, ripeto, non tiene in giusta considerazione il benessere del bambino e della bambina. La durata di queste sentenze
Sono abbastanza Sono veloci terribili. oppure no? No, allora Mm. guarda, posso dirti che i bambini vengono a prescindere portati via con i casi che abbiamo visto anche in TV, ci hanno evidenziato, ma insomma sono tanti decine i casi che erano stati presi in esame dalla Commissione Femminicidi. I bambini vengono portati via dopo la prima sentenza e poi ci sono i ricorsi, eccetera, eccetera. Abbiamo casi di bambine che non sono mai tornate dalla mamma, che sono arrivati alla maggiore età e che poi da maggiorenni sono finalmente tornati a vivere con la madre. Tieni presente anche una cosa importante. Quanto costa un minore ad un'amministrazione? Perché poi quando questi bambini o bambine vengono messe in strutture, il costo di mantenimento e di, possiamo dire, vitto, alloggio, assistenza, eccetera, è a carico dei comuni. Io sono stata un'amministratrice, come sai, e ricordo perfettamente che dovevamo avere un capitolo di spesa adeguatamente rifornito ogni volta, perché i bambini in queste strutture i costi variano, ma non sono mai inferiori ai 100 euro. Arriviamo ai 100-180 euro, dipende dalla struttura, che sono costi diversi per regione, per territorio, eccetera. Però i bambini possono, e stiamo verificando questa cosa, a volte ci rimangono per decenni. Quindi anni e anni nei quali possono vedere la mamma solo in orari particolari, con la supervisione dell'assistente sociale o dei vari servizi che a volte sono affidati a cooperative dove non ci sono nemmeno le competenze. Ed è assolutamente importante che invece la legge che riguarda appunto questo percorso, la 54 del 2006, venga riformata. Noi abbiamo presentato una proposta di legge, la mia collega Stefania Ascari da tempo chiede un osservatorio, ha presentato questa proposta di legge. Purtroppo invece questo governo come andrebbe riformata secondo lei la legge? Allora, intanto bisogna partire assolutamente dall'avere i dati. Noi non sappiamo in Italia, qua, regione per regione, quanti siano i bambini e da quali percorso arrivino ai servizi sociali. Se arrivano ai servizi sociali in cause di separazione e dove ci sono queste cause di separazione, quante di queste sono state archiviate, quindi è necessario, assolutamente fondamentale, avere i dati per ogni territorio. Quanti sono i bambini messi in strutture? Quanti sono i bambini e le bambine che purtroppo a seguito di queste sentenze vengono tolti al genitore accudente? Quanti sono i bambini e le bambine che purtroppo molto spesso vengono affidati in maniera esclusiva al genitore maltrattante? Tutte queste informazioni purtroppo non ci sono, quindi è necessario assolutamente, a mio Cioè, avviso, non ci sono, scusami, non ci sono a livello nazionale, quindi non c'è un... Esattamente. Quindi Beh, è grave questo qua. Assolutamente, gravissima la cosa. Ed è proprio per questo che si dovrebbe attuare quanto prima almeno la realizzazione di un osservatorio che permetta appunto di capire come ci si muove nei vari territori e quali sono i percorsi. Poi i percorsi pedagogici di istruzione, di accompagnamento psicologico. Noi non sappiamo qual è il progetto educativo di questi bambini. Ci troviamo in situazioni diversissime da territorio a territorio, da regione a regione, perché ogni territorio decide in maniera completamente autonoma e invece anche qui dovrebbe essere obbligatorio verificare in tutti i modi qual è il progetto educativo che questi bambini, già traumatizzati per essere stati vittime a loro volta della cosiddetta violenza assistita e purtroppo allontanati dai bambini,
allontanati come bambini dalle mamme, subiscono un ulteriore trauma e di questo trauma poi rimarrà traccia per tutta la loro vita. Io non so se avete sentito parlare del film Famiglia, bellissimo film che racconta proprio la storia, una storia in questo senso di una famiglia, una storia vera, dove il racconto è centrato sull'esperienza di questo bambino che diventa adulto e che poi finisce in una condizione di forte disagio e di violenza a sua volta, perché sono situazioni che segnano per il resto della vita. Per cui, sai, il principio ribadito anche dalla Convenzione di Istanbul, che noi vogliamo ribadire nella modifica di legge, è che il bambino deve essere al centro, che non deve subire forzature. Se il bambino non ritiene, non vuole frequentare il genitore maltrattante, non deve essere obbligato a farlo. Ci saranno tempi diversi, ci saranno momenti in cui se è possibile si ricostruirà un rapporto, ma io sono convinta per l'esperienza ormai decennale che quando c'è un genitore violento, quel genitore non deve essere genitore. Scusami, ma tu parlavi dell'iter, che l'iter non è tutto uguale tra regione e regione, provincia e provincia. Non dovrebbe essere un iter unico nazionale per dare una sicurezza anche economica a questi enti che curano i bambini? Purtroppo non è così, purtroppo invece non è così. La legge dà delle indicazioni, però poi l'attuazione della sentenza, come vengono prelevati i bambini, se vengono accompagnati o se vengono portati via con la forza, con l'applicazione del comma che prevede il prelievo coatto, dove poi vengono collocati se in ambiente non possiamo dire vicino all'abitazione della genitrice. Sono bambini che sono stati spostati, ti faccio un esempio, dal Lazio e sono qui in Veneto, bambini che sono stati spostati in Trentino quando i genitori, la mamma in questo caso, vive in tutt'altro territorio. Sono a conoscenza di casi dove abbiamo bambini in Emilia-Romagna, mentre la mamma, che deve lavorare per vivere, ovviamente, non avendo nessun tipo di sussidio, vive in Veneto. Quindi per vedere il bambino bisogna spostarsi con gli orari che vengono definiti dai servizi sociali e che sono l'unico momento di collegamento con questi minori per mantenere un minimo di affettività. No, sono a conoscenza di un caso di addirittura 2 fratelli che sono stati allontanati dalla madre per più di 10 anni. Un altro caso di un bambino in Emilia che ormai sono 4 anni, questo bambino sta subendo dei traumi terribili e vorrebbe tornare a vivere con la mamma e purtroppo invece è stato inserito in una struttura che centellina proprio i momenti di condivisione con la mamma e la sorella. E quindi una delle modifiche che noi assolutamente chiediamo è che quando ci sono denunce per violenza, il bambino, la bambina hanno assistito alla cosiddetta violenza assistita, vadano verificate le condizioni di protezione da parte del giudice, perché non si possono, ripeto, lasciare i bambini in queste condizioni e soprattutto va verificato il progetto educativo. Quindi sì, ci sono leggi, ma ogni situazione poi è diversa, perché i progetti che vengono attuati all'interno delle strutture ci dicono la diversità di una situazione rispetto ad un'altra. Va bene, Orietta, quando hai sempre qualche novità sai che ti diamo volentieri spazio per queste informazioni che in effetti no, si conoscono poco, no? Quanto interesse hanno
Assolutamente. Io Vero. vi ringrazio perché siete sempre molto disponibili, molto sensibili a questi temi. Dobbiamo parlare di ciò che sta accadendo anche nella nostra regione, perché queste madri a cui viene tolto il diritto di stare con i propri bambini vengono accusate di essere madri alienanti, semplicemente perché se il bambino o la bambina si rifiuta di andare col genitore maltrattante, cercano di difendere i loro figli. Questa è una cosa abominevole. Io credo che i bambini e le bambine debbano essere tutelati e debbano essere ascoltati, esattamente come dice la Convenzione di Istanbul, sottoscritta anche dall'Italia. Ecco, ripeto l'invito, chi ha piacere, siamo venerdì 7 a Padova, l'incontro è aperto a tutti e comunque per qualsiasi segnalazione io sono sempre a disposizione con tutti i miei colleghi delle varie commissioni proprio per dare supporto a queste mamme per tutelare i nostri bambini. Bene, e ci guardiamo anche il film a famiglia, che avevo pensato adesso, la Assolutamente. locandina, che così ci informiamo meglio. Grazie Orietta e buon Grazie a congresso. voi. Grazie. Buonasera a tutti, spero di essere collegato. Buonasera. Buonasera. Sì, sì, sì. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind and occasional rain, chili con carne, sparkling champagne, let there be birds to sing in a tree, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Call me irresponsible, yes, I'm unreliable, but it's undeniably true that I'm irresponsibly mad, irresponsibly mad, I'm irresponsibly mad for you. Eccoci qua, il piano di Luciano Buosi ed è con noi Luciano Buosi. Buonasera Luciano. Buonasera a tutti voi, grazie Buonasera. dell'invito. Grazie per partecipare al nostro Giro del Mondo in 80 giorni. Ecco qua, adesso mettiamo la tua schermata. Allora, pianista jazz, pianista, sei laureato al conservatorio di diplomato. Adesso si dice laureato, no? Adesso. Ai miei tempi c'era Sì, il diploma. esatto. Quindi Bologna. a Bologna, sì. E quando è che hai incominciato a sentire di suonare il piano? Cioè a dire, beh, questa è la mia strada. Una storia veloce, velocissima ovviamente, perché ormai ho la mia età. Niente, in pratica io ho cominciato a studiare pianoforte a 8 anni, spinto dalla famiglia, soprattutto dal padre, che era un violinista, non diplomato, ma sai, una volta si suonava Sì. così in gruppi degli anni 40, 30, 40. Mi ha mandato a scuola di pianoforte a Treviso, io sono di Treviso, e da là ho fatto il diploma tutto d'un fiato, cioè a 19 anni mi sono diplomato, e dopo... Che all'epoca erano i corsi 10 anni, no? Più uno, perché c'era il preparatorio. Mm. E dopo cominciava il prima classe, è come l'asilo, e dopo dalla prima fino alla 10ª classe, insomma, in questo senso. E niente, mi sono appunto diplomato in musica classica.
poi nel 75 mi sono diplomato, quindi sono del 55, quindi la mia età. Comunque ho sempre voglia ancora di suonare, ma di esatto, esprimere la questa musica non ha età, no? esatto, vedi. E niente, ho fatto il professore di musica, diciamo, è stato il primo lavoro che mi è capitato, ho preso subito quello, potevo scegliere già a quel tempo di entrare in conservatorio perché insomma, non c'erano molti insegnanti Sì. una volta, eccetera. C'era, insomma, adesso la graduatoria è ricchissima, ma una volta in qualche modo, però non ho aspettato qualche anno per entrare in pratica. E quindi ho preso subito il primo treno che mi dava uno stipendio normale, anche perché avevo bisogno di guadagnare in quegli anni là. Non avevo una famiglia molto ricca, ma insomma dignitosa, ma in qualche modo ho scelto questa strada, ho fatto il mio percorso di insegnante di musica alle scuole medie, e nel frattempo però non mi sono fermato là, avevo sempre una mia via parallela proprio musicale. Che era E il jazz. quindi beh, sì, non subito, sai, il jazz, nel senso che quando hai 17-18 anni, e poi anni 73, 74, Sì. anni 70, ascoltavo il rock progressivo, quindi dai Led Zeppelin ai Gentle Giant, che è stato il mio gruppo faro in quegli anni là. Pian pianino sono avvicinato al jazz. E negli anni 80 ho cominciato le prime formazioni jazz qua a Treviso, da un quartetto, quintetto, sestetto, ho cambiato vari nomi e gruppi, finché faccio un sunto veloce. Il mio, diciamo, periodo migliore sono stati gli anni 90, quando ho aperto due strade, mi sembra abbastanza importanti per la città di Treviso. Una, la prima scuola di musica moderna e jazz, perché non c'era una scuola di musica moderna a quei tempi, c'era il Manzato, che è una scuola classica, ma un po' dappertutto, cioè le scuole erano strumenti classici. Qua non siamo negli anni 90? sì, fine anni 80, come dire, no? E sentivo quindi amici che volevano imparare a suonare il basso, imparare a suonare il sassofono, la batteria, ma non c'erano scuole per questi strumenti, perché il sassofono non si poteva insegnare, si doveva insegnare, cioè andavano a scuola di clarinetto. Ma uno dice, ma il clarinetto, mi piace il sax. Prima fai il clarinetto, poi fai il sax. Batteria neanche parlarne, si parlava di percussioni, quindi una serie di percussioni. E quindi, diciamo, a Treviso ho aperto questa prima scuola di musica chiamata Moderna e Jazz, e ho dato un nome altisonante, perché in quegli anni parlare di Blue Note non si conosceva ancora tanto il jazz, però ho voluto dare questo, mi piaceva sia come nome, sia come, mi ricordo il Blue Note, come tutti i dischi che hanno fatto in America, ho dato questa associazione musicale Blue Note Music di Treviso. E là è nata sia la scuola di musica, la prima scuola di jazz e di musica moderna, e avevo una grande passione in quel tempo là di formare un gruppo di musicisti jazz, e quindi formare una grande orchestra jazz. La grande orchestra jazz era la Big Band, no? E quindi via, chiamata Blue Note Orchestra, 22 elementi, e per 10 anni abbiamo fatto, penso, 120-130 concerti in Italia e all'estero. Dopo, in qualche modo, il periodo si chiude. Nel 2000 ho chiuso questa esperienza con questa Big Band, che ho diretto, ho arrangiato. Fai un po' di tutto quando hai voglia di fare qualcosa, fai dal segretario al direttore, al pianista, all'arrangiatore, a quello che compra le parti, a quello che mette a posto la parte economica, e tutto, insomma, così. Ho gestito queste due cose. La scuola è durata fino a poco prima del Covid, dopo anche quella in pratica l'ho chiusa, e adesso sto suonando con gruppi vari, progetti vari, e quindi se c'è possibilità di suonare in qualche parte sono pronto. Progetti vari. Sabato 28 marzo siete a questa cantina Valdoca, no? Adesso metto anche la locandina. Sì, devo mandare la locandina. Sì. È una cosa
po' particolare, non è perché ad esempio ecco, i miei progetti jazz sono un po' diversi, sono Sì, tutti brani certo. originali, No, era per possono venirti, risultarti chi può venirti a trovare, a sentire, insomma, già sì, già sabato è dopodomani lo nato, può fare, lo possono fare. sì. È nata da un amico in pratica, è il secondo anno che in questa cantina propongono della musica jazz o un evento così similare e me l'ha proposto sia l'anno scorso sia quest'anno un violinista prettamente classico, diciamo, un bravissimo violinista, e mi ha detto ma anche quest'anno vorrebbero un concerto alla Valdocca, questa cantina di Valdobbiadene. E quest'anno, parlando, abbiamo proposto abbiamo proposto questi due nomi molto importanti, che è Giorgio Gershwin e Astor Piazzolla. Abbiamo messi insieme, abbiamo fatto un mix, ho fatto degli arrangiamenti, non per big band ovviamente, perché non c'è più la big band, ma siamo un sestetto, quindi diciamo, la ritmica classica che è il contrabbasso, batteria e pianoforte, e poi abbiamo dei solisti, quindi abbiamo una voce femminile, un sassofonista e questo violinista. E diciamo alterniamo dei brani sia di Piazzolla sia di Gershwin e speriamo che insomma, piaccia questo tipo di programma che portiamo avanti sabato. Sì, sabato Luciano, io ho pomeriggio. una curiosità, posso... Sì, vai. Sì. Com'è la giornata tipo, la settimana tipo di un pianista? Cioè, quali sono le attività ricorrenti più o meno che ti capita di fare durante una settimana? Ecco, ad esempio, se parli della settimana mia, arrivato alla mia età, pensionato, è diversa da quella che è stata fino a 7, 8, 10 anni fa, perché 10 anni fa, quando ero più giovane, cos'era? La giornata partiva alle 8 di mattina insegnando musica fino all'1, dopo torni a casa, insegni nelle varie scuole, avevo la mia scuola in questo senso, questa Blue Note, dovevo dirigere fino alla sera e dopo se capitava andavi a suonare in qualche parte alla sera, quindi era abbastanza impegnativa. Adesso un po' non c'è più questa attività molto così onerosa da parte, posso dire, cioè come tempo mi portava via tanto tempo e anche impegno. Adesso la mia giornata è mettermi là al mattino sul mio bel studio di registrazione col mio pianoforte, passare un'oretta e mezza, 2 ad apprendere sempre, perché quello che mi piace molto di più ultimamente è entrare nell'armonia jazz, cioè imparare l'armonia è la cosa forse più interessante che ci sia nella musica. E purtroppo vedo canzoni che sono fatte con 2 accordi strambalati, messi là, in qualche modo un po' di ritmo, ma se uno entra nell'armonia entra nel paradiso della musica, chiamiamolo così. E quindi il mattino un po' così, non ho dopo ho persone che continuano a insegnare, che mi vogliono, no, voglio che tu mi insegni questo e quell'altro, quindi settimanalmente ho qualcuno che viene a lezione in questo senso. E purtroppo le serate o i concerti di jazz, almeno sarò anche fuori dal giro, ma non ne faccio tantissimi. Ti posso fare una domanda? Sì, la sì. domanda è, un concerto di jazz, cos'è? Cos'è un concerto di jazz? Per chi suona jazz è diciamo mettersi in gioco con la propria sensibilità sia di quel giorno, di quel momento, periodo diciamo di vita, mettersi allo strumento, essere insieme a qualcun altro e cercare di parlare alla gente che hai davanti. Parlare vuol dire ovviamente suonare delle note, cercare di creare delle frasi, cercare di creare l'emozione che se io ce l'ho, e a volte succede, non sempre, che i musicisti si emozionino per quello che fanno. Se arriva l'emozione a me, arriva tantissimo anche al pubblico. In questo senso. Quindi è un momento
Cioè, noi vorremmo suonare Sempre. 5 ore al giorno, tanto per dire, non abbiamo lì, cioè non ci stanchiamo a suonare jazz in questo senso. Ultimamente, volevo dire anche questo, poi tra le varie cose, io sono sempre uno che sperimenta, fabbrica, in qualche modo cerca di fare qualcosa di nuovo. E ci sono state due cose che mi sono impegnato, perché mi piaceva farlo, ovviamente. Uno, abbiamo fatto proprio sotto Natale a Treviso, mi pare che sia stato il primo, ho organizzato il primo concerto al buio, pianoforte solo. Quindi ho fatto una performance di 1 ora di pianoforte, creativo con standard jazz, ma anche musiche originali, e completamente dove la luce non c'era, cioè ovviamente qualche piccolo lumino per potersi muovere all'entrata, però è stato perché al buio? Perché questo può tanto dare tanti benefici. Sei più concentrato verso il musicista, verso i suoni, non sei distratto da niente, e quindi poi era una serata anche dedicata all'UIC, che sarebbe l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Treviso, e abbiamo fatto così. È stata un'esperienza molto, molto significativa quella sera, gente ha apprezzato. Questo, mi fermo qua su questo discorso. E l'altro progetto che sto portando avanti è, diciamo, il titolo è Opere Sonore. Opere sonore vorrebbe dire, in pratica, con un amico pittore professionista, ho chiesto a lui alcuni quadri, e guardando questi quadri ho scritto delle musiche originali. Più che scritto, sai, il jazzista le suona e le registra, non sta là a mettersi tutte le notine, i valori delle note, come fosse la musica classica sul pentagramma con la matita. Mi sono messo sul mio pianoforte, e questo ho creato, come dire, guardando il quadro, cercare di emozionare la gente anche attraverso i suoni. Cosa voglio dire? Che su una mostra di quadri l'utente, invece di vedere solo la parte visiva, quindi la parte appunto pittorica, dietro al quadro abbiamo trovato un sistema per mettere una composizione originale del sottoscritto, quindi uno guarda il quadro e sente anche una musica dedicata al quadro. Questa è un'altra cosa che ho fatto, però così ogni tanto mi viene in mente di fare qualcosa di questo tipo. Comunque questo è apprezzato, però le gallerie fanno fatica ad accettare queste cose qua, o c'è musica, o i quadri li vogliono puri, insomma non vogliono metterci altre cose oltre la parte pittorica. Però io ho a casa 4-5 quadri di questo tipo, e la gente, quando li ascolta, insomma, vedo un sincero apprezzamento. Così. Va bene, allora siamo verso la conclusione. Astor e Giorgia sabato 28 marzo alle ore 16, è un bel orario anche, no? Alle ore 16, alla cantina Valdocca Valdobbiadene. Andate, c'è la locandina, ho messo la locandina, ci sono i numeri di riferimento, lo inseriamo, quindi se può essere utile, se volete che ve lo mando, o dopo questo, sì. Il successivo avvenimento è col comune di Susegana, col quale collaboriamo così. Ho 2 serate dove faccio delle conferenze video, dove sono appunto, più che conferenze, in pratica un incontro dove c'è video, musica dal vivo e parole, sul blues una prima sera e sempre su Gershwin la seconda sera. E finirà col 30 aprile un concerto jazz proprio del mio quartetto. Sempre a Susegana? Sempre a Susegana, okay. Dentro il sale del comune di Susegana, in questo senso. Va bene, mandaci pure tutto e pubblicizziamo anche quello. Va bene Luciano, grazie mille, buoni concerti e a presto. Grazie ancora dell'invito, buona trasmissione e niente, ci sentiremo. Ciao ciao. Buona serata a tutti.
Buonasera. Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui. Metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, come sentite al sottofondo c'è Persegui, il programma del mercoledì pomeriggio, quindi domani pomeriggio ascoltate Radio Nostra, vi collegate e chi parla? I nostri conduttori di Persegui ce li abbiamo già qua subito, quindi raccontateci un po' domani chi abbiamo. Domani abbiamo la Monica Sambo, la segretaria del Circolo di Venezia del PD, consigliera regionale sempre del PD e consigliera comunale. Parleremo di varie cose. Insomma, non diciamo cosa, perché No, diciamo che si mette a nudo con noi. Però diciamo che ne parleremo nel nostro modo, in modo succoso, in modo un po' irriverente, in un modo diretto, in un modo semplice per spiegare un pochino. Magari infine sempre il nocciolo duro. Certo. Esatto, sempre col nocciolo duro. Sempre col nocciolo duro. Ma entrando in temi importanti di politica, insomma, dal Consiglio regionale alla politica nazionale, insomma, ce ne sarà un po' per tutti i gusti. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo, a martedì prossimo. Bene, mentre va la sigla di Il Giro del Mondo in 80 giorni, vi diamo appuntamento a martedì prossimo per il Giro del Mondo in 80 giorni, però a domani alle 18 per Persegui. Terza puntata? Seconda, terza. Terza. Bene, grazie a tutti, ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.